Ben trovati all'ultima puntata di Direzione Territorio, la rubrica che dà voce ai consorzi di bonifica del Veneto. Gli allagamenti rappresentano un problema annoso nella regione Veneto, che deve fare i conti con una cementificazione che negli ultimi 20 anni è cresciuta di 51.000 ettari. I consorzi di bonifica lavorano da sempre in prevenzione, sviluppando rapporti e lavori di squadra con gli enti del territorio per il bene dei cittadini. È pronto a sostenerlo Fabrizio Zabeo, presidente del Comitato Alluvionati di Favaro. Solo partecipando, solo collaborando, anche in collaborazione delle amministrazioni comunali e pubbliche, che questo aspetto idraulico, se non si dà un contributo ben preciso, ed è per questo che dico che altro che sì, che i contributi economici bisogna darli, perché i consorzi saranno di bonifica, saranno gli unici che potranno darci una mano, bensì sapendo che i fiumi vanno rispettati da parte di tutti e i fossati anche vanno tenuti. Diventa quindi indispensabile il lavoro dei 1200 operai e del migliaio di macchine operative che ogni giorno percorrono 25.000 km dei canali consortili per farne la corretta manutenzione. Un lavoro che necessita del contributo di tutti, ma su cui spesso si fa confusione. Non è una tassa in più, è un contributo, lo ripeto, di bonifica di fronte a un beneficio che il consorzio di bonifica dà. Il consorzio di bonifica è dotato di autogoverno, di autopotere impositivo, nel senso che le risorse che noi introitiamo da questo territorio vengono investite totalmente in questo territorio, quindi le risorse di questo territorio rimangono a questo territorio, quindi il contributo dei contribuenti del territorio rimangono a manutentare il territorio. Gli allagamenti nei centri urbani sono dovuti molto spesso alle reti di fognatura obsolete e non più adeguate. La cementificazione, che è aumentata del 27% in Veneto, ha compromesso completamente i reticoli di scolo delle acque meteoriche nei centri urbani. Le responsabilità sono in capo a chi ne ha la competenza, i comuni ne sono titolari, i servizi idrici nel caso di fognature miste, i consorzi di bonifica molto spesso invece vengono visti come i responsabili di questo. In realtà i consorzi di bonifica lavorano nelle aree esterne ai centri urbani, perché il nostro compito è quello di far defluire tutte le acque meteoriche che le fognature raccolgono, ma se gli impianti non sono più adeguati l'impegno nostro sarà quello nel futuro anche di dare una mano ai comuni e ai servizi idrici per poter far sì che la sicurezza idraulica sia reale anche nei centri urbani.